Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Catania, le istituzioni ci hanno abbandonato. È il grido di dolore della moglie di Santoré, il pasticcere di 30 anni ucciso a fine maggio da un parcheggiatore abusivo. La FIPE Confcommercio consegna alla famiglia il ricavato di una raccolta fondi. Città violente, ti spacco la testa a colpi di casco, minacce, avviso aperto sui social di un catanese al sindaco per le ganasce all'auto. Trantino lo denuncia alla magistratura. E a Palermo picchiato l'assessore Ferrandelli, era intervenuto in difesa del titolare di un bar che 6 energumeni stavano aggredendo forse per un conto non saldato. Anch'io ho dato fuoco alla mia mamma, ho fatto ciò che mi dicevano di fare. Impressione al processo per la strage di Altavilla per il racconto della figlia maggiore di Giovanni Barreca. A Catania, agli Stati Generali della Lega, Salvini annuncia per il ponte e le infrastrutture in Sicilia stiamo investendo decine di miliardi, eppure per combattere la crisi idrica. Sempre a Catania si prepara la festa di Sant'Agata di mezza estate, il 17 agosto. L'arcivescovo Renna condanna quanti utilizzano le candelore come esibizione di potere mafioso. Calcio, 9 gol a una formazione di dilettanti della Val d'Aosta. Esordio in precampionato con goleada per il Palermo. Poker di Corona e le Duaron. Calcio, Catania e Trapani al lavoro a pieno ritmo. Da oggi riparte anche il Siracusa. Per il calciomercato Davide Marsura sarebbe vicino al trasferimento al Campobasso. Ben trovati a Catania. 50 giorni fa la morte di Santoré, il pasticcere ucciso a coltellate a Ognina da un parcheggiatore abusivo. Questa mattina la FIPE Confcommercio ha consegnato ai familiari il ricavato di una raccolta fondi. La moglie ai nostri microfoni. Le istituzioni ci hanno abbandonato e le sorelle chiedono giustizia. Emanuela Corsi. Vogliamo giustizia perché la morte di mio fratello, una ragazza di 30 anni non può morire così. Chi ha colpa deve pagare e veramente vogliamo giustizia. Le istituzioni vi sono state vicine oppure no? No, le istituzioni no. La solidarietà delle persone, di tante persone, ma le istituzioni no. Nessuno fino ad oggi ha fatto nulla, però ringrazio comunque chi ci è stato vicino. La rabbia, ma anche il dolore nei visi rigati dalle lacrime e da tante domande rimaste senza risposta. Sono passati 50 giorni dalla morte di Santoré, il pasticcere ucciso a coltellate da un posteggiatore abusivo davanti all'attività di famiglia nel borgo di Ognina. I familiari nella sede della Confcommercio di Catania hanno ricevuto dalla Federazione dei Pubblici Esercizi il ricavato di una raccolta fondi, promossa per garantire un supporto alla vedova e alla figlia della vittima. La Federazione Pubblici Esercizi si è intestata questa iniziativa proprio per far capire che c'è un segno duro e preciso sia all'istituzione che comunque alla popolazione, che non siamo impassibili, non chiudiamo gli occhi assolutamente per un gesto del genere. Voi che spiegazione vi siete dati a distanza di 50 giorni? Non ce la siamo data perché non c'è. Santo era una persona buona. Era il primo che aiutava questo individuo, gli dava i soldi, gli dava da mangiare, gli dava i vestiti che non usava più perché erano simili di altezza, erano molto simili. Quindi noi non ci spieghiamo perché abbia fatto un gesto di questo, non c'è. Come andare al lavoro tutti i giorni? Io ho ripreso ieri, io l'ho soccorso quando mi è venuto a chiedere aiuto. Per me è stato difficile riprendere a lavorare, per me mio fratello è lì. La morte del pasticcere ha scosso l'intera città, dove ci si interroga sul tema della sicurezza. C'è tanto microdelinquenza, cioè ragazzi che vanno in centro storico non più per divertirsi, ma soltanto per aggredire coetanei che magari sono lì per passare una bella serata. La Confcommercio chiederà al questore il rafforzamento dei controlli e la presenza delle forze dell'ordine.
Ancora a Catania, trova le ganasce alla sua auto e va in escandescenze. Un cittadino catanese pubblica un video su un social e minaccia di aggredire il sindaco. Ti apro la testa a colpi di casco. La replica di Trantino, presenterò denuncia, ma andiamo avanti. Indagini della Polizia Postale e della Digos. Orazio Longo. Ti prendo a colpi di casco che la testa te la apro. Davanti alla macchina con le ganasce va in escandescenze un cittadino catanese che rabbiosamente comincia a insultare prima e a minacciare poi il sindaco di Catania Enrico Trantino. Parole irripetibili, pesantemente offensive, in dialetto come a voler rendere meglio la pericolosità delle intenzioni. Tutto postato con un video su un social. Che ti credi? Non ho paura né dei carabinieri né della polizia, dice con rabbia il malintenzionato. Una situazione surreale se non fosse semplicemente preoccupante, visto che l'automobilista contesta le ganasce che erano state messe alla sua auto e a quelle di altre vetture posteggiate irregolarmente in via Santa Sofia, strada d'accesso al Policlinico Universitario, dove è accaduto che per i parcheggi in doppia fila siano rimaste bloccate le ambulanze dirette al pronto soccorso. La replica del primo cittadino. Oggi presenterò querela per questa azione, ma ripeto, vorrei tanto spegnere i riflettori perché poi non vorrei che insorgano istinti emulativi. Il video è stato condiviso da 1 migliaio di utenti ed è stato eliminato. Sulla vicenda stanno indagando la Polizia Postale e la Digos. Non è comunque la prima volta che il primo cittadino di Catania deve sopportare invettive nei suoi confronti per le decisioni tese a regolamentare una città spesso in balia del disordine e della confusione, se non proprio dell'illegalità. Ma mai si era giunti a livelli così bassi. In passato, se mi si consente anche la maliziosa allusione, c'era qualcuno che ci viveva per farsi dare scorte. Non è nella mia natura, non è nel mio istinto, quindi andiamo avanti come abbiamo sempre fatto. Quello che mi conforta è il sostegno di tanta gente, ma nello stesso tempo la consapevolezza che quel che sto facendo non lo sto facendo per me, lo stiamo facendo per dare una Catania migliore a chi verrà dopo di noi. Questo a Catania. A Palermo ha aggredito l'assessore Ferrandelli, che era intervenuto per difendere un commerciante circondato da un gruppo di violenti. Un nuovo episodio di violenza che scuote il capoluogo. Marco Gullà. Ancora solidarietà e siamo dalla sua parte per una città che deve davvero migliorare. Grazie tanto, anche perché dobbiamo investire sempre più positiva. Solidarietà, abbracci, incoraggiamento ad andare avanti. È una mattina particolare per l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Ieri un nuovo episodio di violenza a Palermo con Ferrandelli coinvolto e percosso da un gruppo di balordi. L'assessore stava intervenendo per evitare che il titolare di un bar di Via Alloro, nel centro storico, fosse malmenato da dei residenti della zona. Oggi incontriamo Fabrizio Ferrandelli proprio sul luogo della violenza. Ho visto il gestore di questo locale in difficoltà, di Rosario, aggredito da 6 persone. Ho ritenuto doveroso, da cittadino innanzitutto e soprattutto a uomo delle istituzioni, interpormi, mettermi in mezzo e provare ad evitare che accadesse il peggio. Volavano sedie, volavano sgabelli, era una ferocia immane e quindi ho dovuto dare una mano, un soccorso, chiamando anche il numero unico delle emergenze e richiamando l'attenzione affinché questo episodio non degenerasse. Poi la denuncia, ma questo episodio, ancora una volta, tiene la spia accesa sull'emergenza violenza in città. Proprio qualche giorno fa, sempre in questo fazzoletto del capoluogo, l'aggressione alla cioccolatteria Lorenzo. Saluto e miracolato. Sempre a Palermo, investita in un'area pedonale da un monopattino. Cresce la polemica all'indomani del ferimento di una turista soccorsa in ritardo. L'ambulanza infatti non poteva entrare per i dissuasori stradali attivati. Maglio Viola. Investita da una ragazza alla guida di un monopattino in affitto che faceva zig-zag fra i pedoni. Vittima una turista campana che è rimasta ferita alla gamba in modo serio in piena via Ruggero VII. È avvenuto poco dopo le 13 di ieri, ma l'episodio porta con sé una scia di polemiche. La donna ha riportato una ferita alla gamba all'altezza della tibia. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma l'ambulanza, arrivata in pochi minuti, non riusciva a entrare in via Ruggero VII. Da mesi infatti sono in corso i lavori per la messa in posa dei dissuasori a scomparsa, ma il sistema ancora non funziona e dunque blocca l'accesso di qualunque mezzo all'area.
La donna sanguinava copiosamente e a intervenire nell'attesa dei soccorsi è stato il farmacista della zona. I soccorritori erano infatti costretti ad arrivare a piedi lasciando l'ambulanza all'ingresso. Caricata sulla barella, gli infermieri hanno dovuto rifare la strada ancora a piedi fino all'ambulanza prima di portarla in ospedale. E adesso scoppia la polemica sull'uso dei monopattini e delle biciclette all'interno dell'area pedonale affollata da siciliani e turisti. Nonostante un'ordinanza del sindaco ne vieti l'impiego nelle aree affollate, non ci sono adeguati controlli. Polemiche anche sull'accesso impedito ai mezzi di soccorso. I dissuasori a scomparsa, una volta in funzione, dovranno essere collegati alla centrale operativa, ma ancora non è così. Ancora a Palermo i carabinieri hanno sequestrato armi e droga nel quartiere Zen. In una cassetta della posta è stata trovata una pistola calibro 38. Nel soppalco di un sottoscala un panetto di hashish. In strada intanto era stato abbandonato un barattolo con 30 dosi di marijuana. Strage di Altavilla, deposizione scioccante della figlia di Giovanni Barreca. Abbiamo bruciato mia madre sulla collina, ha detto. Altri mi dicevano cosa fare ed è stata colta da malore mentre deponeva. Orazio Longo. Non si è riusciti a capire se la ragazza ha avuto un ruolo attivo o marginale nella strage di Altavilla. È apparsa molto provata e confusa. Così l'avvocato Giovanni Barracato, difensore di Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli Emanuele e Kevin durante un folle rito di purificazione dal male ad Altavilla Milicia nel Palermitano. La giovane è a giudizio in un processo separato con l'imputazione di avere partecipato alla tortura e all'omicidio dei familiari. Eravamo tutti sulla collina quando abbiamo bruciato il corpo di mia mamma. Io dopo un po' sono scesa, ma non riuscivo a scappare, ero senza forza. È un passaggio della drammatica deposizione della ragazza. Nel corso dell'esame reso in aula, la giovane, all'epoca dei fatti minorenne, ha detto di avere fatto ciò che altri le dicevano di fare. Insieme a Barreca e alla figlia sono imputati dei 3 delitti Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia conosciuta dal muratore e dalla moglie durante gli incontri di preghiera. La ragazza ha parlato anche dei suoi fratelli, ha detto l'avvocato Barracato, e delle torture subite, anche se ha riferito che in certi momenti era stata bendata dalla coppia. Durante l'udienza l'imputata ha avuto un malore, Carandente e Barreca sono rimasti sempre in silenzio e non hanno mai guardato la giovane, mentre la Fina ha chiesto di fare dichiarazioni spontanee negando di avere partecipato agli omicidi. Incidente stradale a Carini, un giovane di 20 anni è morto mentre viaggiava a bordo di uno scooter ed è in condizioni preoccupanti l'amico che era con lui sulla moto. La vittima ha perso il controllo dello scooter finendo sul marciapiede. Folla per gli stati generali della Lega a Catania con il ministro Salvini che rilancia le ambizioni politiche del suo partito ma resta cauto sulle inchieste. Luca Ciliberti. Strapieno di militanti e simpatizzanti il lido della Playa di Catania Teatro degli Stati Generali della Lega in Sicilia alla presenza di Matteo Salvini. E l'obiettivo della Lega è quello di diventare il primo partito in questa splendida terra. Il leader della Lega rilancia il ponte e le infrastrutture in Sicilia, quelle avviate e quelle che prenderanno il via grazie ai fondi stanziati dal suo ministero. Ci tengo tanto alla Sicilia, stiamo investendo decine di miliardi, abbiamo cantieri aperti in tutta la Sicilia, non solo sulle strade ma anche sottoterra e penso all'acqua. Per troppi anni i siciliani sono stati dimenticati. Del ponte si sente parlare da decenni, da secoli. Il nostro obiettivo è partire con i cantieri entro quest'anno, significa lavoro, sviluppo. Ma non commenta le inchieste che stanno coinvolgendo l'Ars in Sicilia. Non commento le inchieste a Palermo e non commento le inchieste a Milano perché tutti sono colpevoli fino a prova contraria e innocenti in questo momento. Una lunga giornata cominciata a Caltanissetta per l'inaugurazione del Ponte San Giuliano sulla statale 640 per Agrigento, la cosiddetta strada degli scrittori. A Catania invece per il ministro dei trasporti e vice premier è stata una festa di amministratori del Carroccio in salsa sicula che si sono alternati sul palco. Gli assessori e i deputati regionali, i parlamentari nazionali, l'eurodeputato Raffaele Stancanelli e il segretario regionale Nino Germanà. In prima fila il presidente della regione Renato Schifani che prima è intervenuto sul palco e poi ha assistito in prima fila agli interventi. Presente anche il leader della DC, Totò Cuffaro. La Procura di Palermo ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha assolto Salvini dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per la vicenda Open Arms. Qualcuno non si rassegna, difendere i confini dell'Italia non è un reato, la replica del ministro, noi andiamo avanti.
Catania, festa di Sant'Agata di mezz'estate, il 17 agosto il rientro in città delle reliquie della patrona. Nell'occasione sarà indetto l'anno giubilare agatino e l'arcivescovo Renna alla presentazione dei festeggiamenti prende le distanze da quanti utilizzano le candelore come ostentazione del potere mafioso. Adelaide Barbagallo. Le candelore devono essere segno di luce, rappresentare i valori cristiani. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, nel presentare la festa di mezz'estate di Sant'Agata, ha voluto subito prendere le distanze su quanti, riferendosi anche allo stendardo con il nome di un mafioso, utilizzano le candelore per ostentare potere. Perché nella mentalità di tanti sono diventate quasi proprietà privata e si è dimenticato che sono state fatte per onorare Sant'Agata, perché Sant'Agata parla di pulizia interiore, parla di legalità, parla di fede, parla di bontà e non può avere niente a che fare con tutto ciò che invece è il contrario. 899 anni fa le reliquie di Sant'Agata tornarono da Costantinopoli a Catania. La città si prepara a vivere le celebrazioni e la processione del 17 agosto, tappa maggiormente carica di significato perché cade nell'anno del Giubileo della Speranza ed è anche quella che ci avvicina all'anniversario dei 900 anni. L'arcivescovo celebrerà la messa solenne alle 10:30 e non più nel pomeriggio. La processione col busto reliquiario della martire sarà alle 19:30 e seguirà il consueto percorso. Prima del rientro in cattedrale però ci sarà una breve sosta durante la quale l'arcivescovo indirà l'anno giubilare agatino, segno di speranza e impegno. Si tratta di vivere un periodo come rigenerazione della fede e della vita sociale. Di questo noi abbiamo bisogno, della vita familiare. Sant'Agata, ha detto il sindaco trentino, deve essere simbolo di crescita, progresso ed evoluzione. Come segno concreto di carità, il presidente dell'Associazione Amici del Rosario, Giuseppe Carbonaro, ha mostrato i 3 pozzi realizzati in Uganda con i soldi donati durante i festeggiamenti di febbraio. E adesso un grido che arriva dal Medio Oriente e trova ascolto in Sicilia. Favara tende la mano a Gaza. Con un gesto simbolico e potente, firmato un patto di fratellanza fra le due città. Davide Sardo. A Gaza il conflitto non si ferma. Nei giorni scorsi la Chiesa Cattolica della Sacra Famiglia è stata colpita da un raid. 3 persone sono state uccise, 9 feriti, tra cui il parroco. In questo scenario di dolore Favara sceglie la solidarietà. Nella sala del Collare del Castello Chiaramontano è stato firmato il patto simbolico tra la città siciliana e Gaza. A parlare con profonda commozione Amal Kaya in rappresentanza del sindaco di Gaza. Io oggi sono in Italia perché dopo un mese del genocidio ho potuto avere il lusso di scappare per la mia vita, ma c'è ancora 2 milioni di persone che stanno lottando ogni giorno per la loro sopravvivenza, solo per la loro sopravvivenza. Non possiamo essere complici e dobbiamo urlare tutti assieme. Stop al genocidio e basta con la complicità della comunità internazionale. A firmare l'intesa il sindaco Antonio Palumbo. Nel documento un richiamo potente alla pace, alla giustizia e al diritto dei popoli a vivere liberi. L'abbiamo sentito, abbiamo voluto farlo, non risolveremo il problema della striscia, non risolveremo sicuramente il genocidio in corso, però potremmo dare un segnale di vicinanza a questa popolazione e penso che non sia poco sapere che in giro per il mondo c'è gente che gli è vicina e che gli è solidale. Con la speranza che da questo gesto parta un messaggio capace di attraversare i confini e accendere la luce del dialogo. Voltiamo pagina, comincia il terzo weekend di luglio, rosso su tutti i fronti. Per l'esodo segnalato l'ANAS con un forte aumento del traffico sulle autostrade siciliane e per il caldo l'anticiclone africano ritorna, sono previsti picchi anche di 46 gradi. Desiree Ferrito. Un fine settimana rovente, quello previsto in Sicilia in questa terza settimana di luglio, a renderlo rosso più di un bollino. Il primo riguarda il traffico, come segnalato infatti da ANAS è previsto un forte e significativo aumento lungo tutta la rete autostradale siciliana, dai grandi centri urbani verso le località di mare. L'ondata di partenza rappresenta una sorta di prova generale per l'esodo estivo vero e proprio, che prenderà il via dal prossimo weekend. Bollino rosso fino a domenica pomeriggio, in particolare sulla A19 Palermo-Catania, sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo e lungo la strada statale 115 Sud Orientale Sicula.
E poi il caldo, che peggiorerà ovviamente i disagi per gli automobilisti costretti a lunghe code, ma non solo. Per il weekend l'anticiclone nordafricano tornerà protagonista, con un aumento delle temperature e nuove ondate di calore. Difficile trovare ristoro anche all'ombra. L'aria calda e secca proveniente dal Nord Africa porterà con sé giornate roventi, notti tropicali e un forte rischio incendi, specialmente nelle aree interne della Sicilia. Un ulteriore aumento della colonnina di mercurio è segnalato per l'inizio della prossima settimana, dove si attendono, ascoltate bene, punte fino a 46 gradi all'ombra. Facciamo la nostra pausa, tra poco per il calcio, esordio con goleada per il Palermo in Val d'Aosta e le ultime del calciomercato in Serie C. Vi aspetto, state con noi. Calcio, esordio con goleada per il Palermo che in Val d'Aosta segna 9 gol contro la squadra locale dei dilettanti, poker di Corona e Le Duaron. Positivo il tecnico Inzaghi, dice il 4-3-2-1 mi ha dato soddisfazione. Marco Gullà. 9 gol e tanti segnali positivi nella prima uscita del Palermo. Ieri a Châtillon rosanero che hanno vinto per 9-0 contro la rappresentativa Valle d'Aosta. Buona sgambata per i siciliani che fanno tutto nel secondo tempo dopo aver concluso la prima metà di gara sullo 0-0. Nella ripresa si scatenano Le Duaron e Corona, 4 gol a testa e fa gol anche Augello. A secco Brunori e poi Ampalo che hanno comunque dialogato diverse volte in campo alla ricerca della migliore intesa. Bene Corona, figlio d'arte e voglioso di volersi giocare le sue chance rosanero. Sì, sono soddisfatto per l'atteggiamento generale, poi insomma questa partita mi interessa poco. Dopo 3 o 4 giorni eravamo imballatissimi, le gambe chiaramente, soprattutto il primo tempo facevano fatica a girare, poi è chiaro che loro hanno mollato, il secondo tempo è stata un'altra partita, però sono veramente felice di allenare un gruppo che mi sta dimostrando grande attitudine al lavoro, sanno che bisogna lavorare tanto. Da ieri abbiamo incominciato a fare grande fatica, chiaramente queste amichevoli mi serviranno per farmi un'idea maggiore, ma so benissimo le caratteristiche di questi giocatori. E lavora sul mercato anche il DS Carlo Osti. Antonio Palumbo è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Palermo. In Emilia andrà Di Mariano. Palumbo raggiungerà i suoi nuovi compagni in questi giorni. Difesa Osti Punta Cistana che si è svincolato dal Brescia. L'ex capitano delle rondinelle ha superato nelle preferenze anche Bani del Genoa. Lavoro tanto sul campo per il Catania e il Trapani. Da oggi riparte anche il Siracusa. Sul mercato si è sempre in attesa della definizione di alcune trattative. Vediamo quali con Francesco Triolo. È una giornata di lavoro sul campo a Norcia, poco spazio per altro. Il Catania ormai è immerso nel pieno della preparazione atletica in vista del prossimo campionato e il gruppo lavora a pieno regime sotto le indicazioni di Mimmo Toscano e del suo staff al ritmo di 2 allenamenti al giorno. La mattina si suda per la parte atletica, il pomeriggio invece è più una seduta tecnica con la consueta partita della finale. Sul fronte mercato un po' tutto fermo, compreso lo scambio col Campobasso che porterebbe il difensore Davide Mondonico in rossaazzurro, mentre l'attaccante Davide Marsura andrebbe in Molise. Si muove qualcosa invece per quanto riguarda la posizione di Rocco Costantino, fuori dal progetto tecnico già dallo scorso anno e pronta alla risoluzione per consentirgli di firmare in Serie D con il Chievo. A Siracusa oggi primo giorno di test per una parte del gruppo che sarà allenato da Marco Turati. Si tratta in larga parte dei confermati della scorsa stagione, atteso l'arrivo del portiere Alessandro Farroni, ex Catania, che dovrebbe aggregarsi al gruppo nelle prossime ore. Per un paio di giorni gli azzurri effettueranno prove fisiche e mediche in sede, poi la partenza per il ritiro. Lavora a Troina anche il Trapani, che non smette mai di farlo anche sul mercato. Si stanno studiando 2 ipotesi di ritorno, quella di Roberto Pirrello, difensore centrale classe 96 attualmente al Gubbio, e quella di Luigi Canotto, esterno offensivo classe 94, che è pronto a raggiungere la squadra in ritiro. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione per le 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.